più bella che ho fatto almeno negli ultimi 3 anni. Un mezzo metro di polvere, il fondo duro e non si toccavano i sassi, si sciava da Dio anche un po' nel boschetto. Avevamo la neve praticamente ovunque. La valle ha regalato ogni secondo qualcosa di magnifico. Siamo partiti da Rovereto, da casa, la mattina alle 4 del martedì, direzione Valmaira. Eravamo tutti emozionati. Marco è una persona molto vivace, simpatica, ha sempre il sorriso. Ha un grande cuore. Marco ha un cuore d'oro. È il manager, l'Andrea. Sa sempre esattamente dove ti trovi e non c'è rischio, diciamo, di finire nel posto sbagliato. Se chiede ad Andrea è sempre pronto a darti una mano. Alessia è quella che ne ha di più di tutti. Ci dà la biada ogni volta. Non si tira mai indietro, non molla mai proprio, anche quando ti trovi in difficoltà riesce a essere calma e a farti ragionare, no? Gioele è fantastico. Da fuori sembra quello un po' più burbero, un po' più sulle sue, diciamo. Te lo chiamano tutti il birba, no? Perché non ti immagini, lui fa un sacco di battute, se ne esce con, io le chiamo perle, ti fa ridere mezza giornata. Non li considero i miei amici, perché andando in montagna si crea un legame, perché si è legati da una corda. E sono diventati una mia seconda famiglia, li considero i miei fratelli. È un gruppo collaudato, cioè ci completiamo tutti qua. È con loro che vorrei fare proprio questa avventura. Viverla proprio nella maniera più naturale possibile. E penso di essere sulla strada giusta perché mi sta muovendo qualcosa dentro ed era un bel po' di tempo che non sentivo una cosa così per un'avventura. Solo entrare nella valle sono rimasto veramente a bocca aperta. Siamo arrivati qua e ci ha accolto veramente il calore occitano. Per rispettare la montagna, secondo me, la prima cosa da fare è capire chi ci ha vissuto per tanti anni. Penso che in Valmaira, come sport di montagna, abbiamo tutto. Tranne gli impianti che trasportano, ma quelli tanto non li vogliamo qua, tanto non li vogliamo. E perché non li hanno fatti nei tempi in cui costruivano impianti dappertutto, per nostra fortuna. Non sono stati fatti e adesso abbiamo il bello, la genuinità del territorio, perché tu vai dappertutto, non vedi pali, non vedi cavi, non vedi niente, rumore, eccetera. Quindi sono nato e cresciuto qua, a Marmora. Per scelta ho continuato l'attività dei miei genitori con l'albergo. Della nonna. Sì, che era già a sua volta della nonna e della bisnonna che bisnonna, faceva un po' negozio, albergo, quelle cose proprio che si usava molto una volta. Ovviamente è stato tutto rinnovato e voilà. Diciamo che, come diceva anche Gigi, qua
posto per fare lo sport non manca, che sia arrampicata, sia alpinismo, bicicletta, trail running, trekking, qualsiasi tipo, però a 360 gradi. La Vai Charamaiar vuol dire, guarda che sta per nevicare, la Vai Charamaiar. Siamo arrivati qua sotto una nevicata, doveva finire in realtà nella notte. Io mi sono svegliato alle 4:30, visto che nevicava in maniera notevole, e quindi ci siamo trovati con altri 40 cm di neve fresca. Il progetto era questa traversata di circa 5 giorni, ma la nevicata, per quanto abbia reso un paesaggio immacolato e straordinario, ovviamente ha comportato alcuni problemi, specie di sicurezza per quanto riguarda alcuni passaggi. Il cambio di programma, come ci eravamo detti, e per via delle questioni del meteo, era doveroso. Però la valle, nonostante abbia regalato molta neve, ci ha dato ancora più possibilità. Dove? Da qui. Perché levo gli occhiali. La valle ci ha dato ancora più possibilità, perché anche se la traversata integrale non è stata possibile farla per esigenze di sicurezza, le guide ci hanno portato in posti magnifici anche quando nevicava. Era bellissimo. Arrivare scia i piedi in una borgata dove non abita nessuno, avere le chiavi di un locale. Siamo noi e basta, abbiamo steso i sacchi a pelo, ci siamo rilassati un attimo. Siamo stati invitati da Fabrizio sul ristorante, siamo saliti, abbiamo mangiato benissimo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto 2 chiacchiere e poi siamo discesi con le frontali.
Caldo, tanto caldo. Però almeno vediamo il sole oggi, dai. L'ambiente è spettacolare, ha fatto un sacco di neve, quindi finalmente c'è un clima invernale che non si vedeva da un po'. Hanno battuto traccia verso il bivacco a Valmaggia, che battere nella fresca è fatica, cioè va guadagnato il bivacco, andava veramente guadagnato. Allora saliamo dentro questa valletta fino a quando arriviamo a un piccolo colle, una selletta, e da lì lo vediamo in cima. E io, tra me e me pensavo con questo zaino un po' pesante, dai che ci siamo, c'era ancora da battere. E quando siamo arrivati a Valmaggia un po' c'è stato un attimo di delusione perché abbiamo visto l'Enchiausa che aveva appena svalangato e abbiamo capito che non si poteva fare niente quel pomeriggio se non fare un paio di sciate comunque estremamente valevoli su un pendio dove c'era una polvere pazzesca. E poi abbiamo passato il resto del pomeriggio a conoscerci dentro il bivacco. Il bagno? Il bagno è perfetto. La panchina la portiamo dentro subito. Principalmente Il passino. molto ripidi magari delle palette. Poi essendo umida va a creare queste palline, raccogliere la neve e va allargare. No, nel bivacco vengono fuori le vere persone secondo me perché non hai né gli spazi né il tempo di fingere chi non sei. Secondo me è stato remunerativo almeno quanto la sciata. Passare, diciamo, arrivare in un bivacco con persone che conosci, persone che conosci da poco, sì, condividi delle esperienze, condividi insomma le esperienze di vita. Sono uscito e sono rimasto a bocca aperta. Ho guardato questa giornata bellissima e la montagna ci ha regalato dei panorami mozzafiato. Ho guardato fuori dalla finestra, c'era questo monte che iniziava a illuminarsi dalla cima e aveva questo colore arancione mentre tutto sotto restava buio. E ho detto, sono un privilegiato. È il silenzio che la fa da padrone, no? In quei momenti. Ogni cosa che dici sembra qualcosa di troppo. Un odore che arriva. E bella addormentata. Tu ieri dormivi quando sei andato Dopo la colazione inizia a pensare dov'è che troverò la neve migliore. Mi è andato in avanti Marco, la guida, e ci siamo fatti una sciata che per me veramente è stata pazzesca. La montagna è una maestra silenziosa che ti mette sempre alla prova e non puoi barare in montagna.
perché in montagna non puoi essere di più di quello che sei. Beh, la montagna si rispetta innanzitutto avendo coscienza di dove si sta andando, del fatto che non si è in città, che ci si comporta in modo diverso, più che altro perché in città si è abituato a comportarsi in modo sbagliato. E se questa cosa è in qualche modo sopportabile quando si è in città, non è più sopportabile quando si è in montagna. La montagna mi ha insegnato tanto, e principalmente il rispetto, perché la montagna è un luogo che è affascinante ma va rispettato. Poi il fatto che quando si è in montagna non si è mai da soli, si affida proprio ai propri compagni, sia che siano gite di sci alpinismo che cordate di arrampicata, e questo crea dei legami che sono indissolubili. La fiducia reciproca è affidare ciò che sia quasi di più prezioso della propria vita nelle mani di qualcuno. Condividere le esperienze assieme, ognuno ha un'emozione diversa. Però arrivare in cima e vedere il Monviso, vedere tutte le altre cime innevate e poterlo condividere con le persone a cui vuoi bene. Sul Briccassin, quando siamo arrivati in cima, mi sono emozionato. Ho guardato giù la valle, il sole che scaldava, i miei amici. Con le guide ci siamo scambiati l'augurio della vetta e sono rimasto veramente, mi si è riempito il cuore. Data, dai che andiamo per le birre! Non è la cima, non è mettere la bandierina sulla cima, andare a fare un'esperienza, un'avventura con i tuoi amici. Si può pensare che sia solitudine o no, è serenità. Purtroppo questa mattina Alessia non stava molto bene, quando ci siamo alzati non era molto in forza. Dammi qualcosa dentro. Ieri sera sono andata a dormire che non stavo, avevo mal di testa, ho detto vabbè vado a dormire. Questa mattina mi sono svegliata di nuovo con il mal di testa e stavo proprio male. Non avevo voglia di fare colazione perché non era il caso, non stavo bene, ecco. E abbiamo fatto un pezzo di discesa dopo il rifugio Gardetta per arrivare, diciamo, all'imbocco del vallone per arrivare al Colle della Mesia. E lì, diciamo, ho deciso di diciamo, come dire, soffrire meno, diciamo così. Gli amici non si lasciano mai da soli quando non stanno bene. Quindi quando lei ha detto io non sto bene, non me la sento, non serve neanche parlarsi, ci si intende subito, si dice perfetto, si torna tutti assieme perché si è partiti assieme e si torna assieme. È partita che aveva una faccia nera, che anche andare in piano faceva fatica e sembrava che già alla prima difesa ci si dovesse fermare, e poi dopo piano piano a salire si è ripresa e alla fine, come sempre, ha sciato meglio di tutti.
Siamo arrivati in questo altipiano grandioso. L'altipiano della Gardetta credo che abbia proprio qualcosa come estensione, come isolamento di particolare. A un certo punto mi sono fermato e mi sono guardato attorno e mi sono reso conto che nonostante fosse domenica non c'erano tracce, non c'era niente in tutta la valle dove eravamo e per un attimo ho pensato oggi veramente andiamo a sciare qualcosa dove non è passato nessuno. Dei pendii immacolati, disegnati dal vento e dalle nevicate dei giorni prima.